sei sconfortato, sconfortata che tutte queste terapie che stai facendo per il dolore alla cervicale, fibromialgia, mal di schiena, non hanno dato benefici, questo video è veramente per te. Infatti ti spiegherò come la fisioterapia unicamente non dà benefici, bisogna fare qualcos'altro se soffri di dolori persistenti da più di 3 mesi. Ti spiegherò infatti 3 studi in particolare che ti fanno vedere cosa fare, cos'è la neuroscienza del dolore, come integrare quello che stai già facendo o che hai già fatto ma non ha dato risultati. Questo video è uno dei video forse più importanti che vedrai in YouTube o nel mio canale, perché da questo video ti potrà aprire una via di guarigione che non avevi mai pensato. Andiamo direttamente quindi al video, ma prima di iniziare voglio presentarmi. Sono Veneziano Alessio, sono un fisioterapista specializzato in psicologia del dolore. Ho creato dal 2022 circa un metodo di riabilitazione che include quindi sia non solo il tuo corpo ma la tua mente, per ritornare a stare bene. Quindi se soffri di dolori persistenti da più di 3 mesi e non hai ancora trovato la soluzione, questa mia soluzione, questo mio metodo può aiutarti. E oggi voglio spiegarti appunto perché solo la fisioterapia non funziona. Da fisioterapista posso dirti che le avevo già provate nel mio caso, tutte le tecniche di fisioterapia, sia manuale che alternativa, sia di agopuntura, esercizio fisico, insomma tantissime. Quello che però mancava è quello che ti sto per dire qui. Quando ti dicevo che le ho provate, non le ho provate solo per i miei pazienti, per i miei clienti, ma le ho provate direttamente su di me, quelle terapie che non funzionavano, perché ho sofferto di dolori cervicali da ben 5 anni, fin quando non sono venuto a sapere queste informazioni che ti sto dando in questo momento. Andiamo direttamente al dunque. Qua vedi 3 grafici dove andiamo a analizzare la differenza tra fisioterapia, esercizio fisico più educazione alla neuroscienza del dolore. Quindi ci sono 2 terapie differenti. La fisioterapia è quella che possiamo identificare come la fisioterapia attiva, quindi movimento fisico graduale, dove tu vai a fare degli esercizi, per esempio se soffri di dolore al collo, i classici esercizi di girare il collo, andare su, andare giù, respirazione, tutte queste pratiche qui che puoi fare direttamente tu su di te, oppure qualche fisioterapista lo può fare su di te con delle manipolazioni o comunque terapia manuale la chiamiamo. Quindi questa è la fisioterapia normale e la andiamo a comparare con l'esercizio fisico più l'educazione alla neuroscienza del dolore. Questa parte qui è quella che ti anticiperò funziona. Ti farò vedere la differenza immensa in questi 3 studi scientifici che c'è stata a comparazione con la fisioterapia normale e questo secondo metodo, che purtroppo non è ancora divulgato come si dovrebbe. Non so perché, probabilmente ci sono dei fattori economici che influenzano questo lack, questo gap tra dove eravamo ieri in fisioterapia, quindi 30 anni fa, e oggi con la nuova neuroscienza del dolore. Quindi cosa è cambiato in realtà tra le 2 terapie? C'è l'esercizio fisico che comunque nella fisioterapia c'è, ma nella fisioterapia normalmente, a meno che il fisioterapista non è aggiornato a questi studi, si fa perché o il collo magari ti dicono che è debole, devi rinforzare la colonna, devi riallineare questo disco con quell'altro, tutte cose che vanno a mirare sul tuo corpo fisico, quindi in termini come se fossero dei meccanici, ecco, come se tu avessi una macchina qui da riaddrizzare, invece no, non è così, non sei una macchina da riaddrizzare, non sei storto, non sei storta e non sei debole soprattutto, cosa che bisogna togliercela dalla mente. Quello che dobbiamo fare quindi è capire attraverso l'educazione alla neuroscienza del dolore, chiamata anche in inglese Pain Neuroscience Education, ecco perché questo acronimo con PNE, dove cosa andiamo a fare lì? Andiamo a spiegarti come il cervello crea e mantiene il dolore e come guarirlo naturalmente
attraverso la plasticità del tuo sistema nervoso. Cosa vuol dire plasticità? Il tuo cervello impara cose nuove e il dolore può essere anche questo imparato, può essere sentito fisicamente, ma può essere imparato dal sistema, da questa intelligenza che abbiamo all'interno del sistema nervoso. Quindi attraverso questa terapia riusciamo quindi a darti un immenso beneficio in più, dove uno, non ti muovi col pensiero che più ti muovi e più potresti danneggiare il tuo corpo, no, è al contrario. Ma se non sai quindi perché non puoi danneggiare il tuo corpo, è normale che l'ansia rimane là, rimane lì e dici, oh cavolo, ogni volta che mi muovo il dolore va su, senza pensare che in realtà con queste informazioni sei più tranquillo, che il dolore se mantiene, se va su, sai perché e sai che non stai danneggiando nulla, anzi più ti muovi più il sistema si riequilibra. Quindi questa terapia di dolore è stata in comparazione analizzata con questa fisioterapia, guardiamola qui, guardiamo questi 3 grafici, sono 3 studi, il primo è fatto nel 2018, quindi molto recente, 2020 e l'ultima è in under review e sotto revisione quindi 2024. Sono 3 studi molto importanti che ho messo qui, poi magari se vuoi analizzarli con più interesse vai direttamente nella descrizione di questo video e vai a vederteli. La disabilità è qui è vista come nella parte verticale e questa parte della X, cioè la parte sotto, pre-intervento, quindi pre-trattamento, post-trattamento e dopo 6 mesi. Ora, questi pre e post solitamente siamo sempre sui 2 mesi di trattamento, quindi 8 settimane, in tutti e 3. Cosa andiamo a vedere? Questa fisioterapia con questa linea continua e l'altra terapia, la tratteggiata, vedi come il paziente in disabilità, quindi ovviamente disabilità più va su e più il dolore ovviamente è su, però quello che a noi interessa è farti vivere una vita dove puoi muoverti, puoi fare le cose. Ovviamente più ti muovi, più fai le cose, più il dolore con questa terapia va giù e quindi la disabilità anche, no? Quindi guarda qua, la fisioterapia in questo studio, quindi hanno analizzato la disabilità prima della terapia e dopo. Nel post è andata leggermente giù di 5 punti e poi dopo 6 mesi è rimasta a 15, quindi qua parliamo praticamente di gestione del dolore. Invece in quello che dovremmo fare per il dolore cronico, in teoria per tutti i dolori cronici nociplastici, li chiamiamo, quindi cervicalgia, mal di schiena, fibromialgia in primis, emicrania, quindi tutte problematiche che sappiamo non sono dovute da una problematica strutturale, questo lo si fa in diagnosi, ok? Ma è la maggior parte dei casi dove non c'è assolutamente nulla che non va nel tuo corpo, ma è il tuo sistema nervoso che è andato in ipersensibilità. Come fai a sapere se ti ritrovi in questa casistica? Guarda gli altri miei video o prendi una consulenza direttamente con me e ti do diciamo la chiarezza al 100% se ti trovi in questa situazione, però ti dico già che sopra l'80% delle problematiche croniche che non derivano da tumori, fratture, infezioni o malattie autoimmuni è di questa tipologia qua, che può essere curata attraverso appunto questa parte di terapia. Quindi andiamo nel secondo, guarda qui, cioè dei 10 punti dell'esercizio fisico andiamo in post, dopo l'intervento, a praticamente essere annullata la disabilità e dopo rimane, quindi dopo anche 6 mesi. Guarda la fisioterapia in questo studio. Andiamo in questo, nel terzo, Lenoir. Questo è l'ultimo che è stato fatto, dove la disabilità si parte da 20, scende dopo il post-intervento, l'esercizio fisico più educazione alla neuroscienza a 13 e la fisioterapia rimane a 17 e rimane lì. Quindi vedi che qui parliamo di gestione e qui parliamo di cura, perché va giù, è vero che va su, ma guardate la differenza. Ora, io penso che questo paziente, questo cliente, se viene seguito come si deve, questa sarebbe la linea. Ovviamente bisogna seguire il paziente e il cliente in modo personalizzato, quindi se tu sei qui a vedere questo video e pensi che un corso qualsiasi potrebbe farti ritornare qui dopo 6 mesi,
potrebbe essere questo il caso, come è stato per me, ma la maggior parte non è così. Quindi ti invito a questo punto a capire come fare questa parte di educazione al dolore. Veneziano Therapy io la insegno attraverso il mio videocorso più il mio affiancamento di 8 settimane. Cosa c'è all'interno, quanto costa, cosa fare nella settimana, tutte queste cose te le spiegherò, le spiego nella mia consulenza conoscitiva dopo che hai visto il mio webinar, la mia presentazione di Neurobalance, che è il percorso. Sta dando immensi benefici come quelli che vedi in questi studi. Prendiamo le stesse terapie e le mettiamo in pratica con i miei clienti. Nelle casistiche in cui il problema non sappiamo perfettamente se è di tipologia, diciamo, strutturale piuttosto che mind body, come per esempio può essere un problema al ginocchio o un problema alla spalla, c'è anche questo supporto nel team abbiamo comunque persone che ci aiutano, un neurochirurgo o un ortopedico che sono formati in questa terapia qua, mente-corpo, e quindi informato alle ultime neuroscienze del dolore e ci dà una sua veduta. In questo momento prendiamo 4 clienti al mese, quindi se pensi che questo metodo ti può interessare o vuoi saperne di più, scrivimi, vai direttamente al link di questo video e trovi un link dove puoi guardare il seminar e poi alla fine il webinar e poi alla fine puoi prendere una consultazione conoscitiva, come analizziamo il caso e se sei dei nostri e il caso fa per noi, perfetto, partiamo. Questo è tutto, spero di averti dato qualcosa su cui riflettere, su cui fare ricerca. Ti metto un altro video qui a fianco dove puoi andare ancora più a fondo su questi discorsi che so che non sono comuni su YouTube, non sono comuni in Italia. Stiamo arrivando però a una nuova visione di fare riabilitazione grazie a questi nuovi studi e sono veramente fiducioso che più e più persone staranno bene, perché meriti, in questo caso tu, di avere queste terapie a disposizione, anche se gli ospedali non li danno ancora come convenzionali, ok? Per adesso è tutto, ciao, qui Alessio Veneziano, fisioterapista di Veneziano Therapy, ci vediamo al prossimo video.